la comunità è in lutto perché è una tragedia grande, la situazione era una situazione difficile, però so che sono in viaggio, sono partiti in viaggio, sono lì a Bruxelles per espellere insomma le pratiche del caso e siamo in attesa del loro ritorno. Si è svolta questa mattina l'autopsia sul corpo di Anna Tuzzato, la 29enne di Fiesso d'Artico che da circa 2 anni lavorava a Bruxelles e che sabato ha perso la vita a causa di un incendio scoppiato nel suo appartamento. Una volta ottenuto il nulla osta, la salma di Anna potrà rientrare in paese dove saranno celebrati i funerali. Per il giorno dei funerali sarà indetto lutto cittadino, soprattutto perché la famiglia di Anna, la famiglia Tuzzato, è una famiglia in vista a Fieso d'Artico e anche perché erano persone che erano totalmente proiettate verso l'Europa, le figlie sono maturate, laureate, Anna aveva questo impiego a Bruxelles in una ONG che si occupava di alimentazione biologica, di agricoltura biologica, una famiglia che era totalmente proiettata verso il prossimo. Anna era coordinatrice della comunicazione alla Federazione dei Coltivatori Biologici. Alla notizia della sua morte l'associazione ha diramato una nota. Siamo scioccati e addolorati per questa tragedia e per la perdita della nostra stimata collega e amica, si legge. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e stiamo cercando di sostenerla come possiamo. La famiglia Tuzzato era molto conosciuta in paese e attiva in parrocchia. E nel cuore della festa della parrocchia è arrivata questa notizia così triste e così dolorosa che ha lasciato attoniti tutti noi, tutta la comunità cristiana che ieri durante le messe e anche subito dall'inizio ha fatto un pensiero spirituale soprattutto per i genitori Giancarlo e Venturina che sono molto conosciuti e benvoluti qui tra noi e le sorelle naturalmente. E a loro abbiamo affidato tutto il nostro cuore in questi giorni, li accompagniamo in questo viaggio difficile a Bruxelles e li aspettiamo pregando. La morte di Anna ricorda per le modalità quella di Gloria Trevisane e Marco Gottardi che 5 anni fa hanno perso la vita nel rogo del grattacielo a Londra. Mercoledì 14 ricorrerà l'anniversario della loro morte.